Buonasera, buonasera. Come promesso, questo è uno scrigno di bilancio della Adunata Nazionale di Rimini che vi abbiamo raccontato in diretta esattamente 48 ore fa dal capoluogo romagnolo. Vuole essere una puntata per fare un po' un bilancio di questo grande evento che il prossimo anno coinvolgerà la nostra Udine, ma vuole essere l'occasione per riproporvi in maniera integrale le immagini col passaggio di tutte le 8 sezioni alpine del Friuli Venezia Giulia. Alla mia destra c'è il presidente della sezione di Udine, Dante Soravito De Franceschi, e con buonasera, lui, buonasera Presidente, buonasera. Con te condividiamo la stecca il passaggio della stecca che c'è stato domenica sera a Rimini e ve la siete portata, ce la siamo portata in sede a Udine in Viale Trieste, con grande orgoglio. Certamente, un orgoglio sì, è una stecca di peso perché dovete capire che con questa sancisce effettivamente l'adunata di Udine 2023, l'adunata della Regione Friuli Venezia Giulia. Noi sono 3 anni che stiamo lavorando a questa adunata, purtroppo a causa della pandemia per 2 anni è slittata, ma non abbiamo mai smesso di lavorare. C'è una commissione veramente importante con uomini veramente che stanno lavorando e si stanno adoperando per far sì che l'adunata di Udine, l'adunata della Regione Friuli Venezia Giulia, sia memorabile e indimenticabile. Quindi per il momento sono 30 persone in questa commissione che stanno lavorando, che poi si affiancheranno anche quelli della sede nazionale, pertanto un gruppo di lavoro che opererà a beneficio sì della Regione Friuli Venezia Giulia e ovviamente di Udine, ma per fare un'adunata coi fiocchi. Presidente, che cosa ha funzionato per voi? È stato anche un banco di prova per migliorare, per non magari compiere gli stessi errori. Gestire 450.000 persone a Rimini come a Udine è sempre difficile. È molto difficile, sì, la viabilità principalmente, perché con questa massa di persone che si muove, cercare di spostarla da un punto all'altro. Ovviamente abbiamo visto che il filobus, gli autobus erano stracarichi. Questo qui è un punto in cui ci dovremo lavorare perché noi vogliamo fare l'ospitalità diffusa, cioè portare tutti quelli che vengono all'adunata di Udine fuori nell'Interland di Udine, coinvolgendo tutti i gruppi dove ci sono ovviamente bagni, gabinetti, docce, quindi impianti sportivi principalmente, che possono essere così usati, usufruiti dai radunisti. Allora, io ho preparato una serie di contributi che ho realizzato in terra romagnola, ma vorrei iniziare con una copertina e qualche voce per raccontarvi come i friulani e non solo a Rimini sono stati accolti. Quindi possiamo andare con la copertina. Aprite le porte che passano. Aprite le porte che passano i vecchi alpini, come la marcia bella, la banda, come la marcia bella, la banda, come la marcia bella, la banda, come la marcia bella, banda degli alpini. Aprite che passano, aprite le porte che passano i vecchi alpini. Allora questo è giusto un assaggio, i volti di chi era protagonista a Rimini. Che cosa ti è piaciuto di più, Presidente, di questa adunata? La grande voglia di ricominciare, cioè vedevi proprio le persone che stavano assieme, ridevano, scherzavano, gioivano appunto di questa adunata, quindi
ricominciare, la rinascita, e quindi noi a Udine vogliamo che questa rinascita sia rafforzata, nella speranza ovviamente che la pandemia abbia a cessare, oppure che si possa girare con più tranquillità, comunque sempre in sicurezza, perché quella è la cosa principale. Noi dobbiamo fare le adunate in sicurezza, in modo tale che tutti stiano e siano tranquilli. Ecco, noi la mattina della domenica abbiamo effettuato una diretta che ci preparava al passaggio dei gruppi del Friuli Venezia Giulia, poi dovevamo riniziare dopo una breve pausa alle 14, ma abbiamo dovuto anticipare la diretta perché lo sfilamento è stato un po' anticipato. C'era meno penne nera in sfilamento, no? Ma noi abbiamo sfilato con circa 40 minuti di anticipo, purtroppo sono sempre orari indicativi, cioè si fa conto delle altre adunate, quante persone hanno sfilato in quel momento, e quindi facendo un po' di conti si riesce a fare a dare queste indicazioni di sfilamento. Ovvio che se poi manca qualcuno, purtroppo questi orari sballano e non si riesce a entrare, però passato questo momento iniziale, visto che l'adunata è iniziata con gli onori alle ore 9, pertanto eravamo ancora all'inizio, quindi non si poteva, dico io, calibrare esattamente i passaggi. Poi piano piano l'organizzazione è riuscita a colmare ovviamente questo anticipo che è stato fatto la mattina. E tra i tanti eventi che di fatto hanno preparato la città romagnola alla sfilata, c'è stato il sabato un raduno memorabile allo stadio di Rimini con migliaia di spettatori, dove si sono esibite più di 30 fanfare dirette da un certo maestro Mogol. Io ringrazio dei telespettatori di Chiopris Viscone che ci hanno inviato questo filmato. 1, 2, 3. Mostra la forza del coraggio della nostra gioventù. Tutti insieme, sono dell'arte del cadenti. E grazie, così la menzioniamo, a Sonia Comuzzi di Chiopris Viscone. Presidente, hai riconosciuto delle casacche bianche, no? Ho riconosciuto le casacche bianche, che sarebbero i veci della fanfara della Giulia, quindi quelli che hanno poi sfilato all'inizio della nostra sezione. Grazie ovviamente a Pino Costa, al maestro e maresciallo Pino Costa, ma a tutti i componenti di questa fanfara dei Veci della Giulia, ma devo ringraziare ovviamente anche la nostra fanfara sezionale, perché hanno fatto un ottimo servizio, come sempre ovviamente. E noi adesso vi proponiamo il primo sfilamento, cioè la prima sezione che ha aperto di fatto lo sfilamento delle nostre penne nere, e c'era la sezione carnica, quindi gustatevi gli alpini della Carnia. E di fronte a voi, gentili romagnoli, gentili ospiti, gentili autorità, gentile popolo d'Italia, in mezzo a un bosco che nome non ha. C'è un boscaiolo, ci sono le sue mani, ci sono i suoi attrezzi che vanno, e c'è resina, ci sono i funghi e c'è il sogno che porta nel cuore. Nelle sue rughe c'è la libertà. Non ha mai chiesto di avere di più delle sue mani e del suo cielo blu.
a voi la sezione della Carnia dal Cur e dal Mont del Friul. Eccoli qua, i fortissimi alpini della Carnia. Sono quelli del Palpiccolo, del Palgrande, sono quelli di Maria Plotzner-Ventil, sono quelli di quel meraviglioso libro Fiore di roccia, scritto da Ilaria Tuti, che ha portato all'attenzione internazionale il mondo delle donne della montagna, il sacrificio delle donne d'Italia, la loro capacità di essere insieme con la gente, con i loro uomini e i loro soldati in ogni circostanza. Una rappresentanza di rievocatrici di quella che è stata l'epopea delle portatrici carniche, di quello che è ancora nel profondo del cuore di tutti i carnici il simbolo dello spirito di sacrificio, dell'abnegazione, dell'amore verso la patria, verso la famiglia e verso quel piccolo mondo che è costituito da quelle creste che si chiamano Creta Avostanis, si chiamano Creta Verde, si chiamano Monte Coglians, scendono verso la Marianna che sovrasta la capitale di questo mondo tolmezzo, dove nel 2019 ci siamo ritrovati per celebrare il raduno del nostro terzo raggruppamento. Mentil, ci correggiamo, mentil agli uomini dalla maglia rossa e dalla stella alpina portata con orgoglio e con onore sul petto. Mentil, certo, Maria Plotzner, colei alla quale è stata assegnata una medaglia d'oro e colei alla quale, unica donna, è stata intitolata una infrastruttura militare, la caserma che ha ospitato per lunghi anni i reparti alpini, i reparti della Guardia da Frontiera, i reparti della nostra gente di montagna. 1923, l'anno di costituzione di questa straordinaria sezione. Carnia Alpina, il suo giornale, tante occasioni di incontro, soprattutto con la storia e con la genuina vera forza della faticosa vita in montagna. Dal Rifugio Marinelli al premio Fedeltà alla montagna di qualche anno fa a Pierinute, E rieccoci con voi, seconda parte dello scrigno. Con me c'è il presidente della sezione di Udine, Dante Soravito De Franceschi, e con lui ci gustiamo una testimonianza. Li abbiamo incontrati prima della partenza, due alpini che sono partiti in bicicletta da Villuzza, quindi eccoli qui lungo via Regina Elena. Renato Molinaro e Claudio Bassi sono a Rimini, sono in piedi. Le biciclette dove sono? Le biciclette adesso sono già caricate in macchina, tutte belle sporche, infanganate, pronte per essere riportate in Friuli. Sentite, 330 km, provate a raccontarmeli in poco tempo. Vai Claudio. Diciamo che la prima tappa è stata veramente bella e suggestiva perché abbiamo fatto percorsi ciclabili e abbiamo attraversato l'isola di Venezia, l'isola di Pellestrina che non c'eravamo mai stati e siamo rimasti affascinati da questi posti. Poi siamo fermati a Chioggia e la prima tappa è stata veramente bella. La seconda tappa invece abbiamo patito un po' perché nel percorso ci sono stati circa 15-20 km di strada statale romea e lì non era proprio piacevole. Per il resto l'ultima tappa la lascio raccontare a Renato perché è stata un po' più... L'ultima tappa è stata eroica, diciamo così, perché faceva freddo, pioveva, è stata abbastanza, era a livello tecnico quella meno impegnativa, però a livello ambientale è stata quella più pesante. Ecco, tornaste indietro, rifareste questa esperienza? Sicuramente sì, è stata eccezionale, veramente bella. Ecco, adesso si rientra in macchina
Sì, adesso facciamo la sfilata il primo pomeriggio e poi si rientra in macchina. Allora, per quello che riguarda il futuro, che obiettivi avete? A Udine sicuramente si parte a piedi e si torna anche a piedi perché tanto la strada è poca. Adesso vediamo dove sarà la dunata del 2024. Se come ipotizzato potrebbe essere Vicenza, sicuramente puntiamo ad andare in bici. Eccoci qui, allora questi sono i nostri due amici appunto della zona del San Danielese, esattamente da Villuzza di Ragogna, che ci hanno raccontato i loro 330 chilometri. Presidente, questi due coraggiosi alpini se la sono fatta in bicicletta, ma anche da Udine c'è gente che parte a piedi? Udine Rizzi, sì, il gruppo di Udine Rizzi ha fatto la metà percorso a piedi, quindi sono arrivati anche loro, hanno voluto seguire le orme quando sono andati a Pordenone, poi a Treviso, e pertanto bravi, veramente bravi questi marciatori. E adesso, avete visto prima la Carnica, è il momento della sezione gemonese guidata dal presidente Del Negro. I verdi pascoli alle alte creste, la Carnia lascia il passo a un'altra realtà che onora il mondo degli alpini e ci spinge a continuare a dire che se andiamo così ce ne sarà per altri 100 anni. Davanti a voi sfilano gli uomini del Glemone, sezione di Gemona, vessillo sezionale con presidente e comandante dell'8° Reggimento Alpini. E con loro ci sono i ragazzi del gruppo Alpini costituitosi all'interno della caserma Manlio Feruglio, del gruppo Alpini che raccoglie e riassume l'intensità e la partecipazione morale e culturale delle donne e degli uomini in armi alla nostra amata associazione. Le fiamme di gruppo di una sezione che ancora 100 anni non ha, ma che con fierezza e con grande spirito di partecipazione partecipa alla vita del mondo della nostra grande Associazione Nazionale Alpini. Il gruppo dell'8° ne è la testimonianza. In bicicletta da Venzone a Rimini ci hanno raggiunto con soste e tappe particolarmente significative. Già, siamo ancora qua, sezione di Gemona del Friuli. E quando pensiamo a Gemona la nostra mente pesca nei ricordi del 1976, pesca nella data tragica che abbiamo vissuto qua alla Dunata, il 6 maggio, pesca in quella bella figura di donna gemonese che per tanti anni ha retto le sorti della commemorazione dei ragazzi che sotto le macerie della Goi Pantanali rimasero sepolti e perirono in occasione del sisma. Ci ricorda come il trade union tra alpini in armi, alpini in servizio e l'associazione non ha soluzione di continuità. Con noi oggi il maresciallo del ruolo d'onore dell'esercito italiano Luca Barisonzi. E Luca è qua per testimoniare come tra Veci e Boccia, come tra uomini in servizio e uomini in congedo non ci sia soluzione di continuità né nelle gioie né nelle sventure, e ad accompagnarlo ci sono i sottufficiali,
ci sono il personale in servizio alla caserma dell'8° Reggimento Alpini, proprio quelli che hanno voluto partire 4 giorni fa in bicicletta da Venzone e arrivare qua per testimoniare questo spirito alpino di condivisione. Qua ci sono i Veci e i Boccia del battaglione Gemona, qua ci sono lo IOF Fuart, lo IOF di Montasio, lo IOF di Miezegnot, ci sono i sentieri che durante la Prima Guerra Mondiale portavano all'interno della catena e delle Alpi Giulie. C'è la chiesetta di Sella Sant'Agnese, dove la gente del Friuli si ritrova in silenziosa testimonianza. Ecco, e quindi li abbiamo visti, erano in tanti i gemonesi. Presidente, la sezione più numerosa, Udine e Pordenone. Udine e Pordenone, sì, di solito siamo anche più numerosi come sezione, pertanto lo sfilamento, da quello che mi hanno detto, dovremmo aver sfilato in circa 1150 alpini, quindi comprese le fanfare ovviamente, quindi abbiamo avuto un ottimo riscontro. Avevo un po' di timore perché ripartire dopo 2 anni è molto difficile, quindi i gruppi della sezione hanno risposto molto bene e veramente li ringrazio di cuore. Girando per Rimini sentivi parlare ovunque il friulano e abbiamo trovato in un parco, in uno dei tanti parchi a pochi passi dalla spiaggia appunto di Rimini, anche un accampamento. Un attendamento più che un accampamento, e abbiamo trovato gli alpini di Romans di Zonzo, ma gli alpini, come ben sapete, hanno questo potere aggregante, non c'erano solo gli alpini di Romans di Zonzo. È una città diversa rispetto alle tipiche città alpine dove siamo stati ospitati in tante altre precedenti occasioni, come lo sarà sicuramente diversa, come tutte le adunate, quella che faremo il prossimo anno nella nostra Udine, in Friuli Venezia Giulia, dove ci stiamo già preparando, e grazie anche alla trasmissione che hai fatto l'altra sera, che è stata pienamente riuscita, siamo veramente contenti di poter ricevere Dante Soravito, il presidente di Udine, la stecca dalla sezione bolognese romagnolo. Verdoliva, quanti sarete a sfilare? Ma la nostra sezione dovremmo essere circa 120 dai dati che ho ricevuto nei giorni precedenti alla presenza qui a Rimini. Alle spalle di Paolo Verdoliva c'è di fatto l'accampamento del gruppo di Romans di Zonzo. Qui c'è il capogruppo, me lo presenti tu? Eccolo qua, questo è Marco Azzani, il capogruppo, poi abbiamo anche il sindaco di Romans di Zonzo, che è un sindaco alpino che è stato eletto pochi mesi fa, Michele Caligaris, poi c'è il cuoco sopraffino, come gli hanno ricordato i suoi soci, Liviano Visintin, e dopo c'era anche Denis Donda che si è nascosto, che è un po' particolare, ma questo non Donda, so se io. provi a levarsi il cappello alpino, così scendiamo. Facciamo un incidente internazionale. Ci sono delle somiglianze con un certo Zelensky. Stare in giro per la città è successo che qualcuno è lì, è Zelensky. No, non Come so. mai? Non sei Zelensky? No. Ufficialmente no. Lui si chiama Denis Donda, alpino Denis Donda di Romans di Zonzo. Lo garantisco e lo sottoscrivo. E come Zelensky È la carta d'identità. ha dichiarato guerra a San Marino. Capogruppo, siete molto organizzati. Sì, ormai sono Siamo... molti anni ormai che usiamo il capannone fatto dai nostri soci. Il signor Ugo è dentro. E c'è molto lavoro perché bisogna preparare, mettere a posto, caricare. Arriviamo qua, noi diciamo che siamo sempre che arriviamo nelle città dove sono le adunate senza aver prenotato niente. Sindaco, un risotto da 3 stelle oggi. Il menù è sempre da 3 stelle, grazie a Liviano, insomma noi qui a Romans ci trattiamo molto bene, infatti non c'è solo Romans ma ci sono tantissimi ospiti anche da altri paesi, gli amici di Conegliano che vengono sempre assieme a quelli di Romans, un gemellaggio ormai che dura tantissimi anni, sì. No? Ecco. E quindi quando vedete questo striscione qua vuol dire che si sta bene.
E quindi questo è uno dei tanti racconti delle esperienze dei nostri alpini a Rimini. Adesso è il momento di riproporvi un'intervista che ho avuto l'onore e il piacere di realizzare con il generale Figliuolo, che ha avuto un ruolo determinante in quella che è la campagna, è stata la campagna vaccinale in tutta Italia. Transitava con la sezione della Basilicata. L'ho chiamato, si è girato e mi ha detto: dopo torno, passo da quelle parti. Io non ci credevo, invece il generale è stato assolutamente di parola ed mi è arrivato praticamente lì dopo 10 minuti e ho avuto il piacere di incontrarlo. Il suo adesso è un incarico prevalentemente alpino e, come sentirete, è alla guida di 12.000 militari che sono impegnati su vari fronti all'estero. Quindi sentiamo il generale Figliuolo. Il generale, dopo l'importante incarico nella gestione dell'emergenza Covid, che non si è chiusa e ha gestito tutta la situazione legata ai vaccini, adesso generale, intanto buongiorno. Buongiorno ai telespettatori del Friuli Venezia Giulia. Adesso sono il comandante operativo di Vertice Interforze e, per dirla in maniera molto sintetica, da me dipendono tutte le missioni e le operazioni in patria e fuori dai confini nazionali. Sono in questo momento circa 12.000 donne e uomini che tengono alta la bandiera della nostra patria in Italia e all'estero. Generale, che emozione vedere tutte queste penne nere. Noi non abbiamo mai avuto dubbi sui legami era tra i dopo fratelli 2 anni e noi in congedo, di ma silenzio, di solitudine, vedere di nuovo una grande socialità, l'umanità, i valori degli alpini qua a Rimini, bellissimo, davvero. Finalmente gli alpini sfilano, la speranza, uomini, donne, c'è un grande entusiasmo per questa grande sfilata. Allora, come guarda a queste penne nere? Tra l'altro lei era qui di buon mattino oggi. Sì, sono partito alle 9 con l'apertura, ho avuto l'onore di scortare il gonfalone della regione Friuli Venezia Giulia, quindi ho già fatto la prima sfilata perché noi prenderemo la stecca alla fine di questo evento, perché il prossimo anno aspettiamo tutti a Udine, quindi io ne ho già fatta una, adesso poi ne farò un'altra con la sezione di Udine e poi la terza con l'ultima quando chiuderemo, quando ci sarà il passaggio della stecca, quindi insomma è un grande onore, un grande orgoglio essere qui e rappresentare la comunità di questa straordinaria regione che è il Friuli Venezia Giulia. Anche la politica c'è, perché di sicuro ci sarà bisogno di regione e anche varie amministrazioni comunali. Presidente, prima ricordavi anche l'importanza, no, di tenere nell'Interland, di evitare affollamenti in città. Di spalmare chi viene. Certo, la regione è in primis e poi ovviamente anche il comune di Udine. Io devo ringraziare il presidente Fedriga, l'assessore Bini, l'assessore Barbara Zilli, ma tutto lo staff regionale, perché veramente ci sta dando una grossa mano, come pure anche Promoturismo FVG, il comune di Udine con il sindaco in testa, Loris Michelini, che sarà ovviamente il trade union con la commissione. Tutti si danno da fare, ma bisogna sempre considerare che questo qui è un investimento. Io dico sempre, la Dunata degli Alpini non deve essere fine a se stesso, deve essere una promozione per il territorio e che, se viene fatta bene, la gente deve ritornare. Ecco perché dobbiamo lavorare principalmente perché tutto vada nel posto giusto, tutte le caselline vadano a incastrarsi bene, no? Quindi dare veramente del nostro territorio la miglior cosa possibile, l'ospitalità prima di tutto. Poi, come abbiamo parlato prima, i trasporti sono essenziali. Un'altra cosa molto importante, ripeto, è la sicurezza. E qui tra la prefettura, la questura, ma la polizia, i carabinieri, tutti si daranno da fare affinché questa kermesse, questa grandissima manifestazione, che è poi una manifestazione di popolo, riesca nel migliore dei modi. E noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi rimanete comodi lì, perché vogliamo mostrarvi integralmente il passaggio della sezione di Cividale. Andiamo in pubblicità.
Terza parte dello scrigno, vi stiamo raccontando il dopo adunata nazionale di Rimini e siamo già proiettati dritti a quello che succederà nel 2023 con l'adunata di Udine. Presidente, prima ha citato i vari partner che vi stanno supportando, penso anche alla Protezione Civile e all'assessore Riccardi, che tra l'altro era anche presente al passaggio della Stecca. Certo, era presente, lo ringrazio veramente, perché avere la politica, avere questi personaggi che fanno parte del nostro territorio, Riccardi, l'assessore Bini, lo stesso presidente del Consiglio regionale Zanin, sono persone molto importanti che ci supportano su questa grande manifestazione. Protezione civile sì, verrà fatta anche una cittadella di protezione civile per far vedere i nostri mezzi, per far vedere come ci muoviamo, per far vedere la grande capacità che i nostri volontari, che sono professionisti, li possiamo chiamare così, riescono a lavorare sul territorio in autonomia, ad ogni chiamata sono presenti e quindi li devo veramente ringraziare. È una componente molto importante sia quella alpina che anche quella comunale. E a questo punto non possiamo non salutare, un saluto speciale al colonnello Ziani. Certo, il colonnello Ziani ci ha visti da casa, che è un po' indisposto, ma gli facciamo veramente tanti auguri di pronta guarigione. Ogni tanto mi chiamava per dirmi: guarda che sta passando questo, per calibrare appunto gli orari in cui poter chiamare la gente per venire all'ammassamento, no? Quindi ha fatto un lavoro importante di trade union tra Pasian di Prato, dove abita, e ovviamente Rimini, dove noi eravamo. È stato ovviamente salutato da tutti, infatti ci aspettiamo che ritorni in pompa magna. Non ci ha mai lasciato, perché in ufficio, in sezione c'è, dove c'è bisogno, negli hub lì, in modo particolare a Martignacco, a Palmanova, nel nostro deposito di Pavia di Udine, lui c'è sempre, quindi non abbiamo paura, anzi guai se non ci fosse. Quindi ciao colonnello Ziani e grazie per quello che stai facendo per l'ANE. Come promesso adesso ci gustiamo il terzo blocco di immagini ed è il momento della sezione di Cividale con in testa il presidente Luoco. Mentre davanti a voi arriva un altro fiore all'occhiello della nostra Italia, la sezione di Cividale, un nome fermissimo nella nostra storia, e con il vessillo sezionale partecipano alla sfilata anche quei comandanti che hanno avuto l'onore di vivere la realtà di Cividale e vengono dalla regione della Cividalese. Sburte Nadison, 98 anni. Il colonnello Laurencic non ha voluto mancare, comandante del nono, non ha voluto fare il doppio giro, mancare al doppio giro. La gioventù che inneggia, il coro sezionale, Forze Cividat! 38 gruppi, quasi 2000 iscritti. E tanta storia da raccontare, non fosse altro perché davanti a noi fa la propria sfilata la fanfara di Orzano del Friuli. Mandi a che di Orzan, battete sul tamburo, fate conoscere chi siete, batti! Cividale, Cividat, da sempre sede di un reparto alpino, legatissima al nome del suo battaglione principe, il battaglion Cividale, è qua con orgoglio
Vecchi e Boccia a portare quello striscione che inneggia alle glorie di questi alpini. Da sempre i cividalesi hanno militato nel Cividale, che fino al 1995 aveva la propria sede al comando della caserma Francescato, proprio nel cuore della città. Oggi di questa appartenenza resta il monumento al quale durante la prima domenica di gennaio tutti gli appartenenti al battaglione prestano doveroso, silenzioso omaggio. Con affetto, col cuore pieno di emozione, guardiamo al nostro Natisone, alle sue bianche ghiaie e alla sua acqua argentina che attraversa quella linea di confine che si chiama San Pietro, si chiama Drenchia, si chiama Taipana, si chiama Ucea. Sono quelli i paesi delle aquile, sono quelli i paesi del Natisone e della gente del Cividalese, sono quelli che vi fanno gridare Sburte Natison! E abbiamo visto Cividale, adesso vogliamo fare un riferimento abbiamo visto tanti sindaci in giro per Rimini, ne ho incontrati alcuni e tra questi un certo Luca Ovan, sindaco di Colloredo di Montalbano. L'abbiamo incrociato in una piazza magica a Rimini, in piazza Cavour, dove c'erano le fanfare, c'erano molti alpini che sono arrivati dal Friuli Venezia Giulia. Un lungo cammino ce l'abbiamo fatta e l'ho trovato. Luca Ovan, sindaco di Colloredo di Montalbano, alpino, amico della penna nera. Allora, questa è un'atmosfera meravigliosa. Certo, sicuramente ho fatto molte adunate, questa veramente mi è piaciuta molto, sono arrivato ieri, ho voluto commemorare i 46 anni del terremoto qui a Rimini per conoscere dopo 2 anni che non faceva più la dunata tante persone che conoscevo, e anziani e vecchi e giovani che hanno dato una mano e continuano a essere assieme con noi per i Friuli, per cui non ho commemorato a Colloredo ma ho commemorato con quelli che hanno dato una mano grossa per tornare a ricostruire il Friuli. Questo era dunque Luca Ovan, il sindaco di Colloredo di Montalbano, e quindi che indossava orgogliosamente il cappello alpino. Hai visto, Dante, che durante il racconto del passaggio avevo anch'io un cappello alpino? E difatti volevo dirti, stavi bene, stavi meglio che non senza cappello. Quindi avevo dato la parola, e quindi ringrazio anche Guido Aviani che è venuto a portarmelo, quindi devo riconoscerlo proprio a casa, quindi voleva accertarsi che lo portassi a Rimini. E adesso è il momento di vederci lo sfilamento degli alpini che invece arrivavano da Trieste, guidati dal presidente Candotti. E arriva Trieste. Come non definire Trieste la nostra capitale d'Oriente? Come non definirla la città che con le sue 37 rappresentanze diplomatiche è lo sguardo aperto? La grande Trieste, città nobilissima, città di cultura, città del sacrificio, è la testimonianza in quella parte orientale d'Italia dell'attaccamento alla nostra patria. Sezione piccolissima eppure pensate, 8 medaglie d'oro che rifulgono sul suo vessillo. È una città che ha pagato nella propria carne un odio insano nazionalistico che anche in questi giorni sta rovinando la pace in Europa. Così piccola, eppure è una sezione che è corsa ovunque per fare del bene, perfino in Armenia, ed è stata presente in questi 2 anni ad assistere questa popolazione. Grazie Trieste, grazie amici triestini, siete davvero grandi nella vostra testimonianza di italianità. Ed eccoci con voi. Allora, stacchiamo un attimo dall'argomento della dunata, anche se
Questa è una persona che ha visto 2 secoli, ha vissuto una guerra, è una nonna Teresa che nei giorni scorsi ha compiuto i 100 anni, è diventata mamma, è stata mamma di due figlie, tanto che gli alpini che non si sono dimenticati che nel giorno della Dunata si celebrava la festa della mamma, e quindi abbiamo pensato di inserire questo pezzo che ho scritto, e ho incontrato questa nonna a Bueris, ha compiuto 100 anni. 100 anni non sentirli è il caso di una certa Teresa Baschierato, originaria di Sant'Angelo di Piove, in Veneto. Una salute di ferro e un carattere energico, vedova del 99 quando perse il marito Danilo e circondata dall'affetto della figlia Mirella e dal genero Agostino Simeoni, con loro vive a Bueris di Magnano in Riviera. Nonna Teresa ha ancora un fratello in vita, 98 anni suonati, mentre qualche tempo fa ha perso un fratello, primo alla soglia dei 101 anni, e una sorella, Lorenzina, andatesene quando di anni ne aveva 94. Teresa soffre ancora per il decesso della figlia, Fernanda, che ricorda sempre, una centenaria che ripete spesso, frase che le porterà sicuramente fortuna: a 100 anni sono arrivate, che arrivin e son due regalas. A 100 anni sono arrivata, quelli che arriveranno sono tutti regalati. Anche i suoi avi hanno raggiunto età di tutto rispetto, come la nonna Antonia, volata in cielo a 104 anni. Nei giorni scorsi è stata festeggiata con familiari e amici, il medico che l'ha seguita per anni, il sindaco del paese. Lei inizialmente, con la sua modestia ed educazione, non voleva fare feste per non impegnare i suoi cari, ma alla fine è rimasta entusiasta dei tanti fiori e del tanto affetto che gli è arrivato. L'abbiamo incontrata con l'assistenza della figlia e genero, visti i soli problemi di udito. Mi domandare, c'è avuto come fatto arrivare a 100 anni? Come che hai fatto arrivare? E ho fatto arrivare che ho tanto sofferto, molto, una vita del calvario che ho fatto, ma adesso sono arrivata ai 100 e non mi manca 0. E auguri a nonna Teresa. Il montaggio era di Alice Paul, come gli altri montaggi effettuati per questa puntata dello Scrigno, e la ringraziamo, e un saluto a Martina Beraldo in regia e anche al buon Fabio Di Bernardo. Quindi grazie e auguri a nonna Teresa per questa testimonianza. Presidente, manca veramente poco, o meglio, mancano 12 mesi alla Dunata. Che cosa ti preoccupa di più? Purtroppo il tempo vola e ovviamente ogni giorno c'è qualcosa che ti viene vicino e che ti gira in testa, se abbiamo pensato a questo, se abbiamo pensato a quello. Principalmente la sicurezza, e poi riuscire a organizzare tutto al meglio. Tu dicevi prima mancano 12 mesi, ma è dietro l'angolo ormai la Dunata, perché tutto ciò che noi stiamo programmando, stiamo cercando di fare è un impegno molto grosso. E quindi non dobbiamo lasciar perdere proprio niente, andare proprio capillarmente a vedere se abbiamo pensato a tutto per poter dire a chi viene a Udine o chi viene nella nostra regione stia bene. E quindi è questo il problema più importante. Dopo è quello anche di avere tutto il personale per poter gestire tutta questa Dunata. Ci vogliono come minimo 3.000 volontari per fare una Dunata come si deve, come l'abbiamo fatta l'ultima nel 96, che hanno calcolato ci fossero oltre 500.000 presenze, quindi da quel che so io nessuna Dunata è riuscita ancora a superarla. Vediamo se la nostra del 2023 riusciamo a superare questo dato. Quindi superare quota 500.000. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi entriamo nella quarta parte e vi lancio altre immagini integrali, lo sfilamento della sezione di Gorizia. Quarta parte dello Scrigno, vi stiamo raccontando passo a passo quello che è successo a Rimini con le immagini integrali della Dunata, e voglio anche ringraziare i colleghi di Teleboario che mi hanno supportato tantissimo per la realizzazione delle dirette da Rimini.
E adesso ripartiamo, ve l'avevo promesso, con le immagini della sezione degli alpini della sezione di Gorizia guidata dal presidente Paolo Verdoliva. Questa notte fra Re di Puglia e Oslavia si riaccenderanno i fuochi sopra le alture dove tante volte la battaglia si spense nel sangue e sarà un fluttuare di ombre intorno ai bivacchi, perché all'eternità dell'oblio hanno freddo anche i morti. Davanti a voi la sezione di Gorizia, con la storica bandiera tricolore che nel 1954 rappresentò il punto di riferimento per gli italiani di qua e di là del confine, rappresentò il punto di riferimento per tutta quella gente che a quel tricolore credeva e aveva dato il proprio sangue e la propria vita. Gorizia, bella come una stella, Gorizia con il suo cimitero di Sant'Elia, Gorizia con le sue vestigia che la pongono al centro e all'attenzione delle commemorazioni e celebrazioni nazionali, ma vicino a quel sacrario di Re di Puglia ci sta Oslavia, dove arriva anche la fiaccola della fraternità accesa a Timau, e ci sta anche Medea, dove esiste e fa mostra di sé la straordinaria Ara Pacis, realizzata con il terreno di tutti i luoghi dove vi è stata una battaglia. Gorizia piena di storia, piena di significato, piena di amore per l'Italia. Gorizia che conserva lo spirito della grande città mitteleuropea e che sarà capitale della cultura insieme con Nova Gorica, sarà capitale della cultura per il prossimo anno. Questo straordinario connubio. Ecco, quindi grazie alla regia di Martina Beraldo. Presidente, so che tu hai un impegno, quindi io ho modo ancora di farti due domande e poi so che sei particolarmente impegnato. I prossimi passaggi in vista della Dunata? I prossimi passaggi? Dobbiamo cercare di fare delle manifestazioni e quindi devono essere coinvolte tutte le sezioni aspettando la Dunata, quindi manifestazioni che possono essere di qualsiasi genere, coinvolgimento delle nostre comunità, coinvolgimento delle nostre associazioni, non solo alpine, ma anche associazioni d'arma di altro, bersaglieri, carabinieri, aeronautica, in modo tale da fare un qualcosa assieme, per portarci piano piano verso la Dunata di Udine. Presidente, si attacca a 8 con tutte le sezioni, no? Sì, mi attacco a 8 e ovviamente anche loro stanno già facendo dei programmi per questo avvicinamento alla Dunata della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi Udine 2023. E so che qualcuno è già avanti nella programmazione, ma anche gli altri non sono da meno, come anche noi stiamo decidendo cosa fare, perché ovviamente ci sono degli impegni impellenti sulla Dunata, ma dobbiamo fare anche questo aspettando la Dunata. Senti, con te testimone mandiamo le immagini che ti riguardano particolarmente da vicino, perché vogliamo vederli uno a uno, anche se insomma le telecamere non hanno fatto dei primi piani, ma comunque vogliamo vedere i tre gruppi. Invece erano il termine giusto qual è, Soravito? Correggimi. I tre raggruppamenti? Le tre sezioni, i tre blocchi. I tre blocchi della sezione ANA di Udine che ha sfilato a Rimini. Si incede, avanza piano piano con i suoi 101 anni di storia, fondata nel 1921.
E visto che facciamo a gara nel dire qual è la sezione più vecchia d'Italia, aggiungiamo anche la data, 8 marzo 1921. Il solito gruppo di reduci non facinorosi si ritrovava sull'onda emotiva della commemorazione del ricordo, su quel primo articolo del nostro statuto associativo che dice che dobbiamo fare memoria per esprimere vicinanza e solidarietà a chi ha dato tutto, a chi si è privato anche della propria vita. Ecco, si costituiva la sezione dell'Associazione Nazionale Alpini di Udine. Una sezione grande, una sezione che merita non solo il vostro applauso, ma tutta la vostra attenzione, se non altro perché davanti a voi, condotta dal suo storico maresciallo capomusica, sta arrivando la fanfara dei congedati della Brigata Alpina Giulia! Veci della fanfara della Brigata Alpina Giulia, maresciallo capomusica, sempre in testa, mazziere, tamburi imperiali, xilofoni d'ordinanza, tamburi e tamburini. Questo è il 33, questa è la bella musica. Veci, 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 veci. Bombardini d'ordinanza. E il gonfalone della città di Udine, decorato di medaglia d'oro al valor militare, croce al merito, con il proprio sindaco e con la cornice della scorta d'onore da parte del contesto amministrativo. Il comandante della Brigata Alpina Giulia, vessillo sezionale, con le sue 8 medaglie d'oro. Il presidente della sezione, che finalmente può commemorare e celebrare e anticipare i fasti di quella che sarà la prossima adunata nazionale. Udine, da Udine siamo partiti, a Bari destinati. Eccoli qua. C'è grande emozione, il consiglio direttivo non poteva non sentire imperativo la necessità di sfilare, gli amministratori, la regione, la provincia, la comunità dei sindaci del contorno del contesto di Udine, altrettanto importante e significativo. Una realtà vivace, una realtà che è a cavallo tra la storia, la tradizione, l'innovazione, vive intensamente non solo il rapporto con le proprie istituzioni, ma anche con l'istituzione militare. Udine, sede del Comando Brigata Alpina Giulia, sede della sezione, Udine con il suo coro, Udine con la sua fanfara, Udine con il suo centro studi. Ed è così che 100 anni di impegno solidale, per altri 100 vogliamo continuare. Di fronte a un'affermazione del genere, assolutamente condivisibile, non possiamo che applaudire, non possiamo che battere il tempo insieme con quelle canzoni che in tante occasioni abbiamo sentito cantare e tutte portavano nella loro filigrana la storia di questa gente. Vedete? Non si lascia indietro nessuno, arriva la selva dei vessilli della sezione, sono moltissimi i gruppi e c'è anche chi non vuol
essere lasciato solo e rimanere indietro. È così che sfila davanti a tutti per testimoniare l'impegno alla solidarietà, l'impegno al ricordo, per testimoniare quanto gli oltre 8.000 soci della sezione, 10.000, pardon, siano fortemente uniti nel lavoro, nella commemorazione e anche nella festa. Primo settore della sezione di Udine. Non si ferma mai l'impegno alpino, non si ferma mai. Direi che è un'affermazione pretenziosa, ma il nostro presidente nazionale, i nostri presidenti di sezione sanno che corrisponde esattamente alla verità. Tra gli alpini non c'è presunzione perché sanno benissimo che la paga è bravo, tissista bravo, però va in mona. Questo è il grazie che solitamente a loro viene tributato e in questo grazie c'è la serenità, c'è l'operosità, c'è la convinzione che gli alpini hanno del loro lavoro e del loro posto nella società. Con la legge sul terzo settore ci vorrebbero far diventare corpo intermedio. Noi siamo associazione d'Arma, purissima, cristallina associazione d'Arma che della gratuità e dello spirito di servizio fondato sull'articolo 9 della Costituzione fa la propria legge. Eccoli qua, è per questo che noi gli applaudiamo, è per questo che vi trattenete e siete ancora in tribuna, è per questo che da casa sicuramente in tanti ci stanno seguendo, perché questa è la bella Italia, questa è la realtà. Questo è il mondo del paese, è il mondo del villaggio, della frazione, della quotidianità, delle nostre fanfarette, dei nostri cuori, dei nostri cori, della nostra gente. Siamo ancora al primo settore. Dai fidi tetti del villaggio. Vedete come dai fidi tetti del villaggio siano partiti gli alpini? Questi cappelli portati con così amorevole cura testimoniano di rapporti fraterni, testimoniano di pane condiviso, testimoniano di fatiche e di sudore che hanno cementato e consolidato un'amicizia. Testimoniano del perché gli alpini del Friuli e della città di Udine salgano ogni anno a Muris di Ragogna, là dove si ricorda l'affondamento del Galilea. Ecco perché comprendiamo come gli alpini siano riusciti a realizzare sul Monte Bernadia un faro che proietta sulla pianura friulana ogni notte un fascio di luce che è un fascio di speranza. Ecco allora perché capiamo come Don Carlo Caneva abbia proprio scelto il Friuli per realizzare il mausoleo sacrario dedicato agli alpini mancati, caduti, sofferti, morti, distrutti, dispersi, disperati, sbufferati, battagliati in terra di Russia. Don Carlo Caneva ha realizzato un luogo che merita oggi, ancor più di prima, di essere visitato e di essere considerato, perché i nostri alpini hanno conosciuto la generosità della gente ucraina e della gente russa. I nostri alpini hanno conosciuto la bontà della loro disponibilità, hanno conosciuto la guerra, hanno conosciuto le difficoltà, hanno conosciuto il generale inverno, ma hanno anche avuto tanti gesti di umana solidarietà. E sono i gesti di umana solidarietà
che oggi permettono a noi di guardare come associazione d'Arma a questo mondo così difficile, così complesso, così distruttivo, così maledettamente puzzolente di morte, ci permettono di guardare a testa alta a quel mondo, perché noi alpini siamo veramente portatori di pace. Un secolo di storia da ricordare, altri 100 anni da progettare, e qua potrebbe darci una mano il nostro Presidente nazionale, potrebbe aiutarci nel suggerire opere e imprese nuove i nostri presidenti di sezione, che sanno bene di poter contare su tante mani operose, le famose mani che parlano. Le famose mani che parlano, quelle che parlano i 100 dialetti, i 100 linguaggi, i 100 modi di essere e di esprimersi, ma quelle che poi, messe all'opera, parlano un linguaggio unico e solo, quello della fraternità. Udine, con i suoi settori, con la sua bella gente, con quel rapporto spontaneo e salvifico che è nato nei confronti della Fondazione Don Carlo Gnocchi. Qua davvero ci sono uomini di valore, ci sono uomini che non solo attraverso la coralità popolare, non solo attraverso il rispetto delle proprie tradizioni, non solo attraverso il ricordo degli 11 cantieri di lavoro nati subito dopo il terremoto del Friuli, non solo facendo memoria del generale De Acutis, allora comandante della brigata Iulia, non solo facendo memoria dell'onorevole Zamberletti e del nostro presidente nazionale Bertagnolli, hanno conosciuto la tremenda realtà di una calamità naturale qual è il terremoto, ma hanno anche conosciuto il giro della medaglia, la parte buona, rimboccarsi le maniche per costruire e per rinnovare, per ritornare, per essere ancora una volta protagonisti. E questi sono alpini protagonisti. Oce Bielcia Stella Udin, Oce Biele Gioventut, Gioventut come le a Udin non si trovi in nessun loc. Viva Udine! E l'anno prossimo saremo proprio a Udine. Torniamo ragazzi, torniamo, fate il carico delle energie che saremo proprio a casa vostra, invaderemo pacificamente il Friuli ricordando la storia della Iulia, la storia dei nostri reggimenti e dei nostri reparti e ricordando come si riesce a trasformare un disastro in una realtà positiva. Siamo arrivati alla quinta parte dello scrigno. Io vorrei lanciare uno degli ultimi servizi che ho realizzato da quelle parti, e siamo andati all'interno di una tenda. Avevate visto prima Romans di Sonso. Questi signori che arrivavano un po' dalla zona di Codroi, Ponimi, insomma
di tutto un po', hanno addirittura addobbato con uno striscione, lo avete visto nella copertina di Prima Alpini Friulani, in uno degli edifici di accoglienza che si affacciano su Viale Regina Elena. Quindi andiamo con questo servizio. Marco Cengarle, allora il tavolo, il menù cosa propone? Il menù proposto è proprio un menù friulano, perché abbiamo ma prima con la frittata, vero? La frittata, poi il fritto, la polenta. Quante riserve avete? Riserve alimentari e vinicole? Ma diciamo che siamo autonomi, quindi non abbiamo problemi. Se manca qualcosa c'è sempre il mezzo di locomozione per andare a reperire in velocità quello che ci serve. Siete arrivati quando? Noi siamo arrivati giovedì mattina, siamo partiti mercoledì sera da Udine verso mezzanotte, abbiamo fatto qualche tappa per strada per non fare tutta una tirata, siamo arrivati alle 6 del mattino e abbiamo fatto subito una frittatina. Scusami, ma lo striscione con scritto Alpini Friulani? È nostro. L'avete messo voi nella via principale di Rimini? Bisogna farsi notare, no? È giusto. Siamo in via Flaminia ed eccoli qua, uno è un gruppo dei tanti friulani che sono arrivati qui per la Dunata di Rimini. Da dove arrivate? Noi da Udine, Passons. Coro? Coro Alpini Passons. Dove vi esibirete? Questa sera alla chiesa della Colonnella in via Flaminia. In quanti siete? Siamo una ventina di coristi perché purtroppo il Covid ha fatto i suoi danni. Siete arrivati quando? Ieri. Senti, mi presenti un po' questo gruppo di penne nere? Allora, questo è un nostro corista che viene da Tarcento. Lui viene da Giuliano, Giancarlo viene da Butrio, Adelio viene da Santa Maria di Lestizza, poi abbiamo Francesco che è il nostro secondo maestro, Francesco Tibaldeschi. E ci sono anche delle donne però? Sì, sono le mogli, 2 mogli, mia moglie Laura. Quelle che portano da bere? Sì, ecco. Poi c'è Pippo di Bertiolo, Guirco di Bertiolo. Scusa, le donne sono quelle che vi sopportano? Sì, certo. Buona Dunata. Grazie. Fausto Forabosco è il tesoriere del gruppo Alpini di Magnano in Riviera e fa parte ovviamente della sezione di Udine. Vi siete mobilitati in quanti? Oggi siamo venuti giù in 2, ma praticamente abbiamo occupato l'albergo, quindi del gruppo c'è una buona partecipazione, siamo più di 20, tutti arrivati a piccoli scaglioni, compatibilmente con esigenze familiari e lavorative, e siamo qua in grinta per festeggiare gli alpini. Mi piace molto il termine in grinta, passeggiando per Rimini la lingua più parlata a questo punto è il friulano. Potrebbe essere. Ne abbiamo beccati una cifra. Potrebbe essere, i friulani poi insomma hanno un buon numerico come sezione di Udine, in generale come Friuli Venezia Giulia, quindi è giusto che vengano ad onorare la Dunata di Rimini. Adunata della rinascita, della ripartenza. Certo. Avevamo tutti bisogno un po' di fra di Salpins di rivedersi, quindi tanta gente che vuole divertirsi in maniera sana e rivedersi dopo tanto tempo.
Volevo anche salutare e ringraziare il collega Giancarlo Virgilio che si occupa del sito telefriuli.it, che si è preoccupato e anche molto amorevolmente di caricare i vari servizi sul nostro portale, le immagini, le varie testimonianze. Io vorrei chiudere questa parte con degli episodi che sono dei quali si è parlato in rete, questi paventati molestie nei confronti di signore nel Riminese. L'abbiamo lasciata per ultimo proprio perché da quello che ci risulta non ci sono denunce di queste decine di episodi, ma in ogni caso l'ANA nazionale con un comunicato ufficiale ha stigmatizzato gli episodi e ha preso ovviamente le distanze, Presidente. Certamente, prima di tutto se ci saranno le denunce verificheremo chi sono questi personaggi. Purtroppo in una dunata dove si muovono migliaia e migliaia di persone ci sono gli infiltrati, pertanto prendere un cappello è facile, vai in una bancarella, lo compri e quindi te lo metti in testa. E quindi la gente ovviamente vede, è un alpino perché ha il cappello, ma bisogna vedere se è un cappello vero, cioè di uno che ha fatto il servizio militare, o se è uno taroccato. Anche noi ovviamente ci teniamo in distanza di queste cose, ci dispiace se per caso sono successe, perché non devono succedere. Difatti noi cercheremo, anche parlando di sicurezza prima, anche di vedere quello che potremmo fare su queste cose, ma mi auguro che sia stato un qualcosa così isolato, sì, perché non era mai successo e pertanto mi auguro questo. Ripeto, purtroppo io credo che non siano alpini, perché gente del genere, senz'altro, se dovesse essere successo, bisogna tassativamente rinchiuderli, perché non è pensabile che facciano queste cose in una manifestazione così popolare che poi ci va di mezzo l'Associazione Nazionale Alpini, quindi non è pensabile, ripeto. E visto e considerato, cambiamo, diciamo così, l'argomento. Noi avevamo lì a Rimini uno stand per promuovere la regione Friuli Venezia Giulia, che era gestito da 4 bravissimi ragazzi e ragazze dei Ballarins di Magnano, che hanno fatto un ottimo servizio proponendo le specialità nostre, il vino, che ringrazio la cooperativa dei vini DOC, e il formaggio Montasio. E anche qui ringrazio ovviamente la cooperativa di tutela del formaggio Montasio, che ci hanno regalato, appunto per servire a coloro che passavano di lì, oltre ai Deplian che noi davamo, e anche al riguardo dell'ospitalità diffusa avevamo anche lì dei Deplian come Codroipo, Pavia e tanti altri che hanno distribuito, e la gente ben volentieri, oltre ad assaggiare, prendevano questi Deplian appunto per informarsi già per il prossimo anno. Grazie Presidente, noi ci fermiamo, adesso grazie ai telespettatori. Andiamo in pubblicità, ma tanto lui rimane ancora un attimo, doveva lasciarci ma lo tratteniamo. Andiamo in pubblicità e ripartiamo perché abbiamo le immagini della sezione di Palmanova da mostrarvi. Ed eccoci con voi, allora è il momento di vederci lo sfilamento e le immagini della sezione di Palmanova. Sezione di Palmanova! Palmagnove, in mezzo alla pianura friulana, là dove ci sono i magredi silenziosi e aridi, nasce una città che è un progetto filosofico. La Repubblica di Venezia, la dominante, aveva individuato nella località di Palmanova quella che poteva essere la città di Dio, il luogo simbolico dove far baluardo nei confronti dei turchi che si avvicinavano lungo la penisola balcanica.
Ed ecco qua la sezione di Palmanova con il suo vessillo carico di eroismo degli alpini della Bassa, con il suo consiglio sezionale, con gli ufficiali che vivificano quella realtà e con le fiamme straordinarie dei gruppi belli, sereni e potenti di questa magnifica sezione. Dedicata al colonnello Tavoni, grande ufficiale e grande medaglia d'oro degli alpini, dedicata in seconda battuta, potremmo dire, ad Ardito Desio e alla conquista del K2, al grande progetto che portò a realizzare l'impresa alpinistica che nel 1954 vide gli alpini in vetta alla seconda montagna più alta del mondo e che porta loro con le loro cante a raggiungere la verticalità più bella, che è quella del cuore, una voce dal cur, una voce dal cuore. Questo è lo spirito che li anima e che li conduce. Veci sì, ma non massa, che la voce tiene, la voce resiste, ancora cantano e alzano in alto i suoni che rendono nobili le genti friulane, quelle villotte, quelle musiche che hanno radici profondissime e che sono state tanta occasione di sottolineature di storia e di cultura. Fanfara sezionale della sezione di Palmanova. Pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, e qua c'è un pezzo di storia del 9° Reggimento Alpini. C'è un bel pezzo di storia del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna con i suoi gruppi. C'è un bel pezzettino di storia del Glemone, del Cividate e del Tumiec. Qua c'è un bel pezzo di storia della nostra Italia. Quell'Italia che ha fatto frontiera, ha fatto baluardo, ha messo il cuore davanti agli ostacoli. Eccoli qua. Quell'Italia che cammina con gli alpini. Vorremmo davvero che queste immagini vi suggerissero l'idea di venire tutti a camminare con gli alpini. Non è faticoso, è molto gratificante, perché donare un pezzetto di sé, poter scambiare un bicchiere, poter inneggiare in un momento in cui la patria si rappresenta nella sua bellezza o nella sua tragica necessità, ecco, quelli sono i momenti in cui l'amore e la soddisfazione riempiono il cuore. Evviva gli alpini di Palmanova con i suoi più di 2000 iscritti, con i suoi gruppi, con il suo ambiente così particolare e caratteristico e con quella profonda conoscenza e vicinanza che gli alpini di Palmanova esprimono nei confronti del mondo militare. Palmanova è sempre stata piazza d'armi, moltissimi reparti di cavalleria, di artiglieria, di fanteria hanno trovato sede nella città e hanno sempre avuto modo di fare sponda, bastione potremmo dire, di fare bastione, barbacane, bocca di lupo con i nostri alpini e con i nostri uomini in armi. Presidente Soravito, prima di vedere, quindi questa è la parte conclusiva, le immagini degli alpini di Pordenone, dobbiamo dire che voi avete dei numeri, magari prima abbiamo parlato di cose negative, quindi
di questi maltrattamenti nei confronti di queste signore. Ribadiamo, non sappiamo se ci sono denunce, ma al momento pare proprio di no, ma l'ANA, quella vera, non quelle che vanno a molestare le signorine in giro per le città, fa delle cose grandi. Certo, mi dispiace che si parli solo negativamente, ovviamente i giornali è il momento buono per dare notizie in modo tale da vendere, da far vedere chi sono gli alpini che maltrattano e così via. Non è così. Io vi posso dare solo delle cifre. Il totale delle ore raccolte e donate tra settembre e dicembre 2020 e il 2021, le ore sono 5.622.174, di cui anche qui ci sono dei soldi. Anche qui si parla di oltre 5 milioni di soldi che sono stati donati a chi ovviamente ne aveva bisogno. E se dobbiamo andare a valorizzare tutte le ore e anche ovviamente tutti i soldi raccolti, andiamo oltre i 111 milioni. Quindi se questa nostra grande associazione, che grazie al volontariato, di cui fanno parte anche gli aggregati, gli amici degli alpini, fanno queste cose, io credo che si dovrebbe parlare anche di questo, perché credo che è un ringraziamento per chi lavora tacendo, e quindi credo che sia doveroso ovviamente informare la collettività di quello che gli alpini effettivamente fanno. Quindi un bel tacer non fu mai scritto, dicono, però ovviamente anche questi numeri valgono la pena di essere pubblicizzati, anche se noi non ci teniamo a questo. Questi sono i numeri dell'ANA nazionale, da quale fanno parte anche le sezioni del Friuli Venezia Giulia, e sono state protagoniste anche loro di attività di volontariato. Adesso andiamo a vederci le immagini in forma integrale degli alpini della sezione di Pordenone guidate dal presidente Ilario Merlin. Guardateli, sono dei simboli, non hanno nulla di particolare. Sono dei simboli, c'è la grande aquila del Friuli, c'è il fregio con le foglie di alloro e di quercia, c'è il gladio che spunta e c'è un nome che fa in nomine tanto firmissima. La storica divisione alpina Giulia trova nella sezione di Pordenone una delle sue più belle espressioni associative. Ciao Marzia. Eccoli qua, vessillo della sezione di Pordenone, presidente sezionale, comandante 8° Reggimento Alpini, a latere comandante di reparto. I rappresentanti della sezione, un vecissimo che ha fatto tutte le campagne di realizzazione delle nostre opere, il consiglio sezionale con il vecchio presidente Gasparetto. E questa la dice lunga quando una sezione porta con sé anche i vecchi presidenti. Fanfara ad ordinanza. Se giungi quassù, tra le rupi dove essi mi hanno sepolto, c'è uno spiazzo fiorito di stelle alpine. Del mio sangue è stato bagnato. Se tu venska sutta il cretis, là che lor mi han sotterat, alle un splaz pien di stelutis, al mio sang l'è stat bagnat. La rappresentanza storica delle fiamme verdi
divisa storica tra il 1928 e il 1943. Giusto per ricordare i sindaci alpini e non alpini e le signore sindaco, tutti insieme, per testimoniare come la terra attorno a Pordenone sia salda e non voglia fare a meno di ricordare l'efficienza, l'efficacia dell'azione amministrativa della sua gente. Il coro Montecavallo, che da sempre sottolinea tante occasioni e tanti momenti particolarmente significativi della vita sezionale, per non dire il coro Ana Monte Iof. Hanno sede a Magnago, però loro non girano col coltello in tasca, i coltelli li fabbricano, ma poi li tengono a casa, girano con le più belle cante della gente friulana e le più belle storiche cante degli alpini. E appresso a loro anche un cappello sul cuscino, perché oggi non rimane a casa nessuno. Non sono tornati, ma sono qui con noi. E quanti, pensate solo all'affondamento del Galilea, pensate solo a Onorino Pierobon, ultimo reduce del Galilea, che fino a un paio d'anni fa, fino alla sua scomparsa, non ha mai mancato di portare la sua testimonianza di quella tragica vicenda. Pensate alle fiamme di questi gruppi che vanno dal Piancavallo per scendere fino anche loro ai Magredi e alla Bassa Friulana. Pensate a questa bella gente che non è mai stanca di lavorare. Pordenone 1 davanti ai vostri occhi. Pordenone 1 porta con sé il profumo dei pascoli alti, porta con sé il profumo e la consapevolezza che non è facile vivere in montagna, porta con sé quella Sella Chianzutan, quelle montagne così distanti dalla realtà perché ancora selvagge, porta con sé le acque chiare dei fiumi a carattere torrentizio che solcano e segnano di rughe i Magredi. Sono i ragazzi della Alta. Ma quante cose sanno, quanta vita e quanta storia. Certo, Giulia Divisione Miracolo, perché vedete, adesso dovremmo tacere, semplicemente stare zitti e fare memoria dei battaglioni, dei nomi dei nostri reparti, dei nomi delle nostre medaglie d'oro, dei nomi di quelle località che hanno scandito gli anni della Grecia, gli anni dell'Albania, hanno scandito gli anni della Russia, hanno scandito gli anni della prigionia in Germania senza titolo e senza nome. Hanno scandito quel senso di appartenenza che per la gente friulana e per i pordenonesi non è mai venuto meno. Hanno scandito persino le rime, i ritmi e il pensiero di un grande poeta come Pierpaolo Pasolini. Hanno scandito ritmi di cultura, di storia e di ingegno. Per segnale una piccola croce è sepolta lì nella roccia. Tra quelle stelle nasce l'erbetta ed io sotto riposo in pace. Par signal une crosute, je scolpire lì tal cret. Fra che stielis nas l'erbute, so di lor io duar quiet. Sotto quell'erba, sotto quelle stelle alpine, io riposo in pace, cullato dalla memoria
che chi è venuto dopo di me continua a fare delle mie gesta, continua a fare della mia famiglia, continua a fare della mia cultura, continua a fare realizzando opere straordinarie che fregiano il palmarès della sezione di Pordenone. Credo che a buon titolo possiamo iniziare da loro a parlare dell'asilo di Rossos. Credo che a buon titolo possiamo ricordare con loro non solo come la Giulia sia la religione della nostra gente, come questi alpini partano dicendo Alpigno Mame, ma anche come attraverso le opere che sanno realizzare, inquadrati nella protezione civile di sezione e nella protezione civile del terzo raggruppamento, riescono a realizzare. Sì, sono davvero tanti, ma non sono solo tanti perché sono tanti numericamente, sono tanti perché in loro batte forte il cuore e batte quel ritmo che a noi piace, quello del 33, batte il ritmo degli alpini, batte il ritmo della Giulia, batte il ritmo della Giulia, fondata nel 1924, esattamente il 28 giugno, la sezione di Pordenone ha 72 gruppi, oltre 7.500, anzi 8.500 soci, fortemente provata durante il sisma del 1976, ha imparato la lezione di Bertagnolli e sono stati tra i primi a gridare a tutti: ricordare i morti aiutando i vivi. Domanda retorica: ma l'Italia, quella con la I maiuscola, è possibile senza gli alpini? Risposta scontata, datela voi, in alto la voce: no, non è possibile, no, l'Italia senza gli alpini non è possibile. Forza Pordenone! E per Pordenone, ip ip! Ip ip! Ip 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 ip! Siamo qua per l'Italia. Già, siamo ancora qua. Scusatemi il siparietto, è che l'avvocato Manuel Principi, principe del foro e della compagnia Speaker, ieri ci ha messo in testa questo jingle e viene spontaneo. In terra di Romagna, dove il sole la fa da padrona, la allegra spontaneità, la contagiosa convivialità la fanno davvero da padrona, non potevamo non avere un pensiero. Poi abbiamo avuto anche il maestro Mogol ieri che ha diretto le nostre 33 fanfare allo Stadio Neri, quindi finiamo per cadere sullo scontato, mettiamola così, ci farete un po' di vegna. Intanto vediamo l'avvicinarsi della sezione Alto Adige e qua entriamo in quelle pieghe della storia d'Italia che diventa storia di popoli, storia di cultura, storia di nazioni, storia che può assumere anche il carattere del contrasto. Queste erano le immagini di Pordenone. Voglio anche salutare e ringraziare ancora una volta colui che durante la nostra esperienza a Rimini mi è stato al fianco, che è Guido Aviani, storico, uomo che sa tantissime cose del mondo alpino. E vorrei chiudere questa puntata, non prima di aver salutato e augurato buon lavoro al Presidente Soravito De Franceschi, Presidente della sezione di Udine. Buon lavoro. Grazie a te e grazie ovviamente ai telespettatori che ci hanno seguito per questa bella trasmissione. E approfitto, insomma, mi hai fatto l'assist, il Presidente diceva che ci saranno delle iniziative aspettando la dunata degli alpini, noi siamo qua, siamo a disposizione, quindi sappi che, insomma, se vorrete noi ci siamo. Certamente, anche per far vedere a chi
purtroppo non può partecipare, di gioire ovviamente su quello che noi facciamo. Allora, grazie Presidente Soravito, chiudiamo questa puntata, vi lancio un'intervista breve che ho fatto a Giuliano Rui di Pontebba, nipote di Arturo Zardini, è l'autore di un brano indelebile, Stellutis Alpinis. Stellutis Alpinis è un brano scritto dal pontebano Arturo Zardini, una canzone sempre attuale a ridosso della Dunata Nazionale degli Alpini, ma anche perché a breve si celebreranno i 100 anni dalla morte del compositore, ricordato nel centro pontebano come un compagnone, un personaggio molto scherzoso e alla mano, amante del gioco delle carte, definito come soldato, arruolato nei fanti, arrivato al grado di furier maggiore, musicista e poeta, autore di diversi brani dedicati all'esercito, un ricordo del nipote Giuliano Rui. È una preghiera, viene definita la preghiera dell'alpino, infatti lui parla il morto, che sotto, diciamo, parla con la moglie che praticamente va a trovarlo nelle rocce dove è stato sepolto, ecco, diciamo. Senta, che cosa significa essere nipote di un grande della musica? Ma oggi come oggi lo sento molto di più, quando ero giovane, come tutti i giovani, portava poco. E poi gli inediti di Zardini, fra i quali Inno agli Alpini, titolo in italiano e testo rigorosamente in friulano, una sorta di brano della rivincita dopo le vittorie dell'Italia in Libia e per rispondere ai continui sfottò degli austriaci per le ripetute sconfitte, rischiando anche grosso. È andato a eseguirla diciamo in aprile addirittura lui sulla Rosta, che era a pochi metri dall'Austria, da parte italiana, col coro e penso anche con la banda. E questo amico, il giorno stesso che è venuto qua a Pontebba dall'Austria, è andato a farsi il bicchiere, gli ha detto: Turo, non venire di là perché c'è ordine di arrestarti e di internarti. Bene, termina qui questa puntata dello Scrigno dedicata al dopo adunata di Rimini. Io ringrazio la nostra regista Martina Beraldo e anche Alice Paul che era al banco audio. Con questo è tutto, io vi do appuntamento alla prossima settimana. Martedì invece vi racconteremo in maniera approfondita la vita nei casoni a Marano. Arrivederci e buonanotte.